Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Apriamo il notiziario con il tema della sicurezza. Non arrivano buone notizie dal Ministero dell'Interno per Pordenone. Alla questura cittadina non sarà assegnato nessun agente in uscita dalla scuola di polizia. Pordenone aveva appena finito di sorridere perché alcuni presidi come la Polfer di Casarsa e la Postale di Pordenone erano stati salvati, che è arrivata la doccia fredda. Sì, sono parecchio deluso, lo siamo credo tutti, soprattutto alla questura di Pordenone, perché il circolare di ieri pomeriggio ha decretato le città d'Italia che riceveranno i nuovi allievi agenti, circa 1200 agenti che usciranno il 13 febbraio dalle scuole, ricordiamo 290 solo dalla scuola di Trieste, ma di questi nessuno è previsto, nessuno è stato assegnato alla questura di Pordenone. Qualcuno può dire che però nel 2017 erano arrivati 15 nuovi agenti a Pordenone. Ma io su questa cosa ho sempre sorriso, perché 15 agenti nuovi con 20-23 che se ne erano andati. Oggi cosa abbiamo? La prospettiva che altri 26-27 persone se ne possono andare così semplicemente da un calcolo pensionistico, ma alcuni potrebbero anche aggiungersi a questi, perché rinunciando addirittura a una legge Fornero potrebbero andare in pensione per raggiunti limiti di età. Siamo nei giorni del decreto sicurezza da parte del governo. In tutto questo la politica locale cosa sta facendo? Ma purtroppo io rimango deluso anche da questa situazione. Ci sono dei fiori di politici in questa provincia che rivestono grossi incarichi e non si accorgono che Pordenone nell'ambito sicurezza sta avendo sempre delle grosse perdite. Fortunatamente riusciamo a venire a capo anche di situazioni molto gravi. Ne abbiamo visto l'episodio di Fontanafredda, bravissimi colleghi dei Carabinieri che hanno risolto il caso. Chiudiamo con la prefettura di Pordenone, che comunque è stata salvata. Ma anche questa cosa mi fa sorridere. Se ci sono uffici che devono andare avanti con 3 persone, allora chiudetele. Sappiate che ci sono degli agenti che lavorano lì alla prefettura di Pordenone, bene, questi a maggio andranno in pensione. Allora ditemi voi se io, come appartenente alle forze dell'ordine, come appartenente alla Polizia di Stato, devo essere contento che la prefettura è rimasta aperta. Sul tema interviene anche Sergio Bolzonello, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Nella scorsa legislatura, attraverso il pressing sul governo, noi siamo riusciti a salvare la prefettura di Pordenone, dice. Oggi la giunta Fedriga vada oltre gli slogan e faccia lo stesso con la questura. Nonostante il piano di potenziamento delle forze dell'ordine promosso dal Ministero dell'Interno Matteo Salvini e gli slogan riflesso della giunta Fedriga, ci accorgiamo che oltre alla riduzione di 77 unità preventivati per la questura di Trieste e 15 per quella di Udine, emerge una criticità di sottorganico per la questura di Pordenone di circa 60 unità. Per questo, con un atteggiamento propositivo per garantire la massima sicurezza sul territorio, invito la giunta Fedriga a portare con forza al Ministero competente la situazione critica come organico della prefettura di Pordenone e per ottenere le risorse che gli spettano. Passiamo alla città. Che fine ha fatto la statua di San Giorgio tolta dal campanile dell'omonima parrocchia